Pietro, dai Gioia, che sono le 4:30. Sì, Gioia, grazie, po' caffè. Ma senti, chi ha passare casiniano? Ah, bello pezzo, tu ancora non me. Sì, non me va. A parte che da parte mentre passavo le case baiavo, non so che si baiavo, e avvici lo scruscio che veramente va in catone. E per fortuna che non mi viste, perché se no non cominciavo. Un porco, mangerò un porco, un porco. E poi, per tornarmi in regola, io il pomeriggio non dormo, sto in dormiveglia. Certo che sta situazione è finire. Ah, questa parola mi fa che stare rallegrare. Però coraggio non trovo. E quest'altro mi fa che sta mosciato. E vuol dire che ci penserò io. Ma chi può fare? E chi voglio fare? Che la paro con Donato? E che i due scienziati per queste cose e vediamo di organizzare ciò qualcosa per farci pigliare scandalo, così davanti non mi non fare cose brutte, eh? E certo che cose belle non possono essere. No, io voglio sapere di che scherzo si tratta. E a te dissi che ancora non l'avevamo un dalario questo scherzo, non è che l'abbiamo organizzato bene. Ma c'è peggio, ma poi su dopo scando e da c'è resta scandata. È meglio, ma così è sicuro che non me ne chioi. Ma è persone che sono portate all'ospedale. E speriamo che durante il tragitto muore. Ma Pietro! Dai, stavo scherzando. Cosa vuoi che sia? Non ti devi preoccupare, ci sono io qua poi. Un piccolo spaventino ci dobbiamo fare bene. Che cosa può succedere? Uno spavento, c'erano due annate e si piglia. E se non si ricopiglia con due annati? Che c'era due pugni a testa? No, c'è Pietro. Non sono sicura. No, come non sei sicura? Non sei sicura di abbracciarmi, amore? No, di voler fare sto scherzo. Tania, su Eida un scherzo lo facciamo. Se non è lei, rimandiamo. Speriamo che Eida, Pronto? Mamma, che c'è? Ah, una volta che sono contento quando chiama me socia. Va bene, mamma, stai venendo. Era mia mamma. C'è ieri le gusta, ci viene un po' di dolore di testa. Speriamo che ci scoppia. A voi! A me date ci viene dolore di testa. Poveretto. Tanto non ti preoccupare, perché come si sente meglio, a stasera vengono sempre qua, si cuocono, mangiamo, a fare la vita, no? Sì, ma non credo che stasera a casa si mangia. Senti, non è che mi appare stare scandata, non fare così brutti. Non ti preoccupare. Vedi che voglio sapere tutto. Io tutto ti racconto. Ma raccomando. Non ti preoccupare, vattene. Va bene, Vai. ciao. Ciao amore, ciao. E ora ci chiama Donato, io casa libera e noi organizziamo e vediamo chi potevo fare. Donato. Che so bene, sti cellulari. Una si trova sempre. Pronto? Oh, pronto, pare, io sogno. Pare io sogno, ma sta compensa con Teresa così. Oh, come che vuol dire che sogno? Petro sogno, oh. Ah, Pietro, me l'ho ascoltato. Sì, e che fu? Che c'è? Vieni subito a mia casa che le sorge non c'è, mia moglie manco e vediamo che potremo organizzare per fare da cosa, un scherzetto. Ma io corro lontano, non posso venire ora. Ma come non può venire ora? Vieni a casa là, io libero ora, che poi viene qua mia sorge, che c'è confusione sempre a mia casa. Ma magari almeno 10 minuti. E 10 minuti, che tu non Facciamo 5? Meglio, 5 minuti fossero meglio. Avanti. Ah, sogno, babbo trova. Ma chi mi vai che si spadà la telefonata? Che mi scarica la scheda! Oh, ma sì, babbo, i rischiari entrano nella tua casa e non ti accorgi. Non mi ne accorgo, Babbo proprio. E chi venisse in compagnia? Sì, e ti presento Lucia, la fidanzata tutta più mia. Che certo che è tutta per te, che puoi essere per mia. Ma che ti facesse zitto, torna una volta? No, tu torna una volta, e perché? Ma fu picca. Ah sì? E certo, perché io prima senti chiamare Lucia. Lucia, trovaste! E felice a te, cioè come senti chiamare Lucia, Eh? ci era presso, no? Certo. E poi insomma, in italiano. E quindi ci siamo conosciuti, vero amore? E quindi ci siamo piacciati. E ci siamo fatti fidanzati. Guarda che sogno con te. E quindi fu a picca. Certo, a picca. Vero amore? Ma si assettassi, signora, si assettassi che Donato è il migliore amico mio, mio compare. Mi puoi chiamare Lucia? Si chiama la Lucia, che è tutta più sì, vabbè. Ma senti una cosa, a tua sorgela che conoscisti?
Somatri Mossi. Mossi? Fu la prima cosa che ci addomannai. Mi dispiace, Somatri? Mossi prima di Somatri. Così che capita. Eh, A me macci mischina, ci vinni in coppo, sì. Solo a me soggiero non ce n'è mai niente. È stato un forte spavento da parte di mio cognato. E ci ristavo sicca, sì. Io dove ci volessi per me soggiero, volessi visto. E come fu? Somatri era precisamente come a tua soggera. Sì. No, non voglio essere, però chi si è fortunato, va, ti trovasti la soggera prima ancora di maritarti. Anche se mi sembra difficile, quando a non ci n'è un'altra come a me soggera. Non voglio No, era proprio come a tua soggera, sì. Mio cognato donato, sì? Mio cognato e mio soro non ne potevano più, erano esausti, sfiniti, sì. E così ci fecero un bello scherzo, sì. E chi scherzo ci fece? Ma proprio chi non aveva pensato per tua soggera. A Sorinecci sta cosa, vai a fare il rialone appena mi maritati. Petro, a proposito, tua soggera è superstiziosa, vero? Gli da muccolotto così, prendi creme da faccia. Buono, perciò è una credulona. Certo. E allora di domani in poi, Caingia ci sono i spiriti. I fantasmi. Così ci picchia una bella botta di scando. Si stinne candela e come si susi, bere Caingia, caccia e parola a me. Non ci metti più! Senti, ma non potessimo fare una cosa che Ida non si susisse più in terra? E così ci capitò a me macci, sì. Ma che sei fortunato! E io te l'avevo detto che cercava senza marci. La verità! Ma senti, ma io volessi conoscere questo tuo cognato, perché ha chiesto il troppo spetto! Non c'è chiocca. Infatti io, vero? Mossi, Come sì. mossi? Dopo qualche giorno, poi rimosso. Poi rimosso? Sì, poi rimosso. E tesoro? E tesoro mischina, si goda vita. Si goda E Petro, sai chi stai pensando? Che domani è meglio che la moglie che non si trova. No, hai ragione, certo. Anzi, quando ci chiami i miei cognati, ci punta storia così, di sapere una picchiare. Sì, organizzati che domani cominciamo con le prime apparizioni, vero amore? Che domani è domani, allora non ha capito niente. Le apparizioni la fanno cominciare subito, perché chi si cucca cana un'altra volta. Stasera? Certo. E allora andiamo a studiare, che ci vuole? Allora bastano una para di linzola, sì, ci facciamo i puttosi pillocchi. Però poi linzola s'appizzano. Ma chi scrive mi interessa a mia che s'appizzano le linzola? Sono un po' da me soggere, e mi vuol dire che le linzola cosa monda state, ma così ventuliamo. Ma se tu soggera c'è resta più davvero sicca? Come succede? Scusa, io ci pensavo. Cerchiamo di non fare scherzi, ma chi siete sicuri, Noi dobbiamo organizzare questa cosa rinascere perfettamente. Ma ci sono problemi qui. E certo, ora io piglio linzola, e poi guardi che fate queste linzola, va mocciate da pane. Io faccio sparire la mia moglie prima che mi accorre, e così quando viene mi soggera, guarda, fate salutare Sei una buona spalla, bravo, mi piace. Allora. Pensa che se c'era tomate viva, io ero precisamente come io, ma Sì, preciso. Cacci si linzola, belle, fresche e pulite, da lei che ciao Rufano, ma bello stiamo vedendo. Ho cantato da signora Giorgia, non è signora Gaia, e che così da sento ciao di sta casa e si capisce che questi fantasmi sono di sta casa. Anzi, sai che potremmo fare? Per fare una cosa più intrizzata, ci diciamo che tu da trasformare che sei il nonno Cosimo. Un nonno di tua soggera, Cosimo. E tu sei nonna Caterina. Caterina. Così infatti vediamo questa cosa. Oltre che si chiama Lucia. Dici sempre sì ed è una cosa stupenda. E che cottone che hai. Avanti, va. I davini da balla, non va bene. Non ti preoccupare. Sì, mi stavo ascoltando una cosa. Solo mentre che stavo organizzando sta cosa, hai visto atrás la signorina Tina? A vicine casa? Da Camuria, da vicine casa. Ma chi è proprio generale qui, falla salutare in dall'aria magari, da vicina sono buttare più, Oh, ma non credo che ti sto turialo. Che mai ascoltato? Io ci vengo, Hai detto che su sta cosa rinescisse, me lo ha inviso da un calamma, è proprio una cosa incredibile. E tu facci più, no picchiati a un mondo mai, ma che lo voglio bene. Facci l'occhio delle quattro, cerchiamo di organizzare sta cosa. Che va ben fine, va. Speriamo che sta cosa riesce. Che sogno contento. Vicinetto, e che sono? E prima era solo, ora arrivavo lei che pure cavo e sogno in compagnia. Sì, e che sei pensieroso? È pensieroso. Sì, vicinetto. Oh, Ciristica, non mi chiamare Pizzinetto, e quando lo ci letti, Non capirà, meglio camminare. È meglio, a sinistra, è sul rinfuso, a sinistra. Che bella vista. No, signorina Tina, scusate,
Ma scusa, già sì, certo, la sogno bastante. Basta, sapete Non bene. posso comportare così con lei, che è a me che vicinette a me. Bravo, Mi deve lo sai. perdonare, Mi deve perdonare, lo sai qual è un traffico? E che io sono un po' disturbato, perché avevo un po' di onna che sento sgrusci strani, rumori, chiacchieri. Via, con uno c'è qualche fantasma che Sì, vai, fantasmi, a che va dicendo? L'altra sera, to soggiro, Sì. senteva certi rumori strani. È davvero? Certo, vedi che stai in una casa antica. Eh? E nella casa antica, figlio, ci sono queste presenze. Ma io non ci credo a queste cose. Figurati che nella mia cucina, Eh? a mia dentro non mi volevano. A lei? Che tu Oh, no. succede, pecenetto già. Figurati che mi fecero un occhio rosso, uno bianco e una suvippe. Che va a fare il piede, pare un tricolore. Comunque, a proposito, Rita Soggera, io mi permetto di chi mi senta meglio vicinetto alla vostra casa. Ah, certo, con se ne esci leso, come Soggera vinci? Tipo dire che non mi merito. No, se lo stramerita, se lo stramerita. Ecco, e appunto ti stava dicendo Otto Soggera, come sono botti, come resisti, come no capisci? Ma quando già finisci, e io se resto qua, lo faccio solo ed esclusivamente per l'amore che ho per mia moglie. E se non che già mi ne hai visto aiuto la casa. E battini di sta E casa. mi ne hai visto ieri di sta casa, la verità. E perciò, ma lei per davvero pensa che Cainta ci potessero essere i Certo, fantasmi? ora io a me comare, un po' di catechismo ci faccio, stai tranquillo Berto, adesso io. Ma se chi da non gridi a Oparino, grida a lei che Oh, ci credi, ci credi. Marti, e qui è che sono qua! Marti, mi stai riscaldando! Chi siete? Chi siete? Sogno Cosimo! Cosimo! Un anno di tua sogra! Caterina! E che volete? Un nato Soggera! A diventare nipote insoppattabile! Ma io non ci credo, Boccio, non ti credo, non ci passi lei! Ci passi lei! No! Signorina Tina! No! No! Bravo! Ma che il protettista! Vieni! No! No! Signorina Tina! Non spicchiasse, mi sta facendo scandare! Che bello, funziona troppo buono! Signorina Tina! Sai come picchiasse, per cortesia! E quando pisa! Signorina Tina! Piatro! Non come sta a chiamare qui! Pietro! Sì! Pietro! Vedi? C'è credi! Volevo un atto sogno! Un messaggio volevano! Sì! Ma che mi ero sbagliato? Che respirazione a bocca? No, potuto buono! Forse è meglio che mi divaio! Come si chi mi lascia solo? No, mi divaio, sogno debole di cori! E messaggio come lavo cuore? Marci, mi divaio, aiuto! No, non mi lasciassi solo! Non mi lasciassi! La prego! No! Sì! Funziona! Grazie, Martino, funziona! Che tua signorina, io stavo parlando solo alle scale! Lei che ho così la senti nudo! Giasini! Curini, diceva, come si faceva? Ah, mi deve... Ma chi sta combinando? Ah, chi stai combinando? Niente di particolare! Un piccolo scherzetto per tua mamma! Petro, ti disse che i cioccolatini non funzionano! A chi cioccolatini! cioccolatini. Ah, sei antico, i cioccolatini! Che allora? In questa casa ci sono i fantasmi! I fantasmi! Ma non credo che su scherzo è troppo pesante, Petro! Ma quale pesanti? Che più pesanti di Tomaccio, qui c'è! No, Che pesanti! Stavo organizzando... e chi c'è? Riunione? Gioia, sei arrivata, amore mio. Vieni, entra, siediti, ti devo raccontare un po' di cose. Ciao. Ciao, Gioia. Senti. Un papà mischino, sai? Aveva dolore di testa. Ma ora pare che sta un poco meglio, E che tanto che non ho causa, solito. Sicuro che erano, vero? Ma perché sei così contento? Signor Monendo, tu stasera tu ho cuocchi di tesoro, Non stai capendo? In questa casa ci sono i fantasmi! E chi dica fuggono! Senti, Petro, però mi raccomando, che non sia troppo pesante. No. Io di qua non me ne vaio. Sì, non Io ti- devo vedere quello che succede. Sì, così fattiamo più due invece di fattere più una. Ma vai. Petro,
Ma su se scanda fotte! Ma chi sta scandando? Legge a legge, oh! Ma e su c'è resta sicca! E vuol dire che unchiamo la pompa! Ah, dai, cosa vuoi che sia? Noi gli dobbiamo fare uno spaventino, gli dobbiamo fare prendere, uno spaventino che lei si tiene il sederino. No. Dai, Katia, che sei l'unica soluzione! Annunca siti consumati! Oh! Ma ci Dai, troppo Katia. pesante! No, dai, Katia, vedrai che sarà un bene per tutti. E magari Pid. Non lo so, Ma Suruzza, ti devi prendere un poco di coraggio. Certe decisioni sono a pigliare una volta per sempre. Certo. E non vi potete mangiare che gioca volete, non vi potete vestire come volete, non vi potete solo da letto manco quando volete. E non ci usi più niente? Ti stavi dicendo cose più imbottanti che non potremo fare in un'altra chiesa. Franco? Chiamavo allora Davide, no? Avanti, Avanti, Suruzza. avanti. Ciao Pietro. Cosa sta messo tutto così? Ciao Katia. Ciao. Dai che vedrete che tra un annetto vedo un bel bambino, dai! Franco! Un momento! Ciao! Arrivederci. Ma scherzo, no? Sì. Ah! Ma Franco, io capisco la nostra libertà, capisco il nostro amore, ma se ci ha visto succedere qualche cosa, io morissi un po' rimosso. Tu non mi ti rimai di gente che ha voluto un po' rimosso. No, mai. È la prima volta che lo sento. Prendi su, ma poi dai, ti dico che ci facciamo prendere un piccolo spaventino. Te l'ho detto già, ci diamo 2 annati e lo spieghiamo. E se non se lo spicchia con 2 annati, che facciamo? Ma picchiamo a pirati. E se non se lo spicchia manco che pirati, che facciamo? Facci più unificia la Lazio, mossi. Dai, ma perché fai così? Dai, cerca di stare così. Non posso stare tranquillo. Sì, noi staremo invece insieme, tranquilli, nella nostra camera da letto, finalmente soli, soletti, capito? Aspetta. Aspetta che stacco il telefono. Sì, stacco il telefono. E non era una manco tempo. Accetto che se non è ida mi faccio mono. Pronto? Mamma, chi c'è? E non vuole manco che mi faccio mono. Mamma, non appuntare niente qui a mangiare, abbiamo tutto cose. Va bene, ciao, t'aspetto, ciao. Ma chi sta facendo? Io sono convinto che andare a sta casa o ci sono i cimici o ci sono i telecamere. Ti chiede a tempismo troppo potente. Ma sì, ossessionato mi sta Sì, parendo. ossessionato. Pietro, Ah, io quasi a stasera l'affrontassi. Mi sta venendo coraggio, peggio. mo visto sto film. Ma proviamo! Chiama a provare, oramai non dobbiamo provare più niente, hai aspettato assai, ora si fa come ho organizzato io. Ma poi manco mi dicesti quei casusti, sti fantasmi. Ma non è che essere sti fantasmi. Quei E sono Donato e la sua fidanzata. La sua fidanzata? Eh. Ma perché si dice zitto chi so? Tutta una volta? No, tutta una volta no. Prima di si chiamare lontani, poi si sono incontrati, si sono piaciuti, si sono conosciuti e si sono fidanzati. Perciò tutta una volta non può. Ma sta carusa poi è, conosciamo? E no, perché ti imbassi che vicino, non lo so, una... Sono genitori, sono macri. I suoi genitori, niente, mossano i suoi genitori, mossano tutti. Sì, macri e pace. Tutti pare mossano. Ma di chi mossero? E di chi mossano? E di morte naturale. Sì, mo contavo io, ma morte naturale. E non si intende che stavo sola così. Pure. Lo saggio, però che se capita. Ah, Katia! Uno gran disgraziato! Maci, morta sono! Morta sono! Si vede che sei purtroppo bravo, vero? Precisi! Questi sono due professionisti. Morta sono! Certo, anzi, a volte di caso la cosa che rinesci, appena si maritano ci va a fare rialuna, uso che ne impegniamo magari loro, andiamo a fare un rialuna e chi si. E se non rinesci? Non voglio essere invitato manco a matrimonio. Maci Pietro! No, veniste a me mi stava pigliando un coppo, cioè chi è più forza di me sola stasera? E appunto ti stava picchiando un coppo, certo che ti ne chiede di tesoro. Maci Scusami. mia, non sono convinta. Ma come non si convinta? Vaia Pietro! Non dalle acciare che venite? Ah, vaia! Svegli! E che faci? Ma sempre della maniera facciamo! Che basta! E com'è possibile, va? Che vuoi? Solo acqua fresca ci vuole! Tu niente!
papà. Non dare carica. Vada a settare. Signore. Molla. Mamma. Signore. Scusate se viene un po' in ritardo. Certo. Scusate. Vedi, assai la dottoressa Ragusa. E chi da un po' di tempo mi fa perdere. Vada, sembro telefono a mamma. Piglia caffè e parlo al telefono. Comunque, c'è una telefonata in auto. Ci misuravo la pressione papà. Ma è come lavi? Come un lava, mamma dice che lave ballerina. Ballerina mi disse che lave. Ma- un po' cuiato, un po' cuiato, un po' cuiato. Pazienza. Avanti mamma, di che hai bisogno? Io hai sonno. Ma c'è pochi goccia così sa tutti. Veramente? Mi sei un'altra se ne ha pigliato una settantina. Una settantina. Mamma. Senti, ci fa mamma. Senti, sono troppo stanca. C'hai una fame di morire, non buco nello stomaco. E come tu vedi sto puttoso? E va bene, allora ti mettevo a tavola subito, A stasera mangiamo sparaci e alle punzate. Sparici, mamma. Non da fare sparici. Lo sai che quando ti mangi sparici e poi vai a fare la pipì. Si muore, mamma. Io con bagno io ti faccio un bagno. Ne avete pietà completamente. E poi Alivia, mamma. Alivia di sera? Alivia su pesante. Pesante, guarda. L'altra volta. Io passeggiare ma che ti posso dire? Una centina di coccia. I puntai, no piatto, l'ossa erano 100, orba dell'occhio 100. Tuo padre? Nella cauna. Ci vinne l'indosso che ci vinne. E certo, chi la mangia e anche non c'erano in E allora facciamo pipa rustudi? I pipi di sera, mamma. Di sera. Che poi acchianano e scendono. Acchianano e scendono. E tutta la giornata mi resta un rutto cuvato. E qui è un telefono. Tutto E ora maccettato. vedremo. Pronto? Isabella, che c'è? Tesoro, dai, ci parlo io. Va bene, Gioia, stai venendo. Vengo subito, ciao. Ma che c'è, che fu? Era Isabella. E mi dissi che c'è il ghiratello piccirino. E perché? Pichida e suo marito vanno a accompagnare a suo sorge all'ospedale. No, io ci vado. Ma perché non chiamo a me? Ma mamma, perché fossi da pensa che tu a stare con papà, che fa volasse solo papà. Da pure, da se si porti mangiare, dici che ci viene indosso. Sicuro, guarda, sicuro. Che chi da ce ne picca mangiataria. Chi da moccione si mangia i meglio porpiglioni. Ah, tu se non ci fossi io, tu sei peggio di te. Facissi alla catalla e poi corrissimo all'ospedale magari per te. Mamma, va, preparati. Lo piglio qualche cosa e Va vai, bene, e che va bene, che si vuole fare? Va. Intossicazione ci viene. Che allora? A chi da ce ne picca mangiataria? Ah, meno male, va. Guarda, Isabella. Purtroppo sott'occhio non lei occhio. Certo. Perché vuole una libertà, ma vuole ancora per Guido. E meno male. Ma sa nunca, usate quando vuote avesse ammessuto. E poi io avesse a riparare. E abbiamo l'autista e il carrozziere, tutto in un coppio. Avanti, va. Quando mi vai io ti accompagno a Cadia. Va bene, non mi Sto preoccupare. giusto stasera, Non va. mi preoccupate, Ti mamma. accompagno e poi torniamo. Adesso io camo a me. Sì. Adesso Ci camo. vediamo più tardi. E vai, non Ora fare io così, camo, ma sparato, camo. E abbessa tutto cucino. Non ti preoccupare, che poi vai via da trovare. Sì. Arrivederci. Salutami Isabella. L'altra volta si addormesciò. E che è sveglio, e che si alloppia. E che ci sente, e che diventa sordo. Di quando che ci viene sto corpo, pare che l'avemo a metà. Tonia! Oh, Tenuzia, Giassi, vieni qua, Giassi. No, io per muore, Dania. Non so visto giù. Oh mare, e cosa va a vedere? Giassi, vieni,
fai, cara? Visto che hai premura, mi neghi. Non ti ha visto nulla, sei sicura, vero? Oh, Tina, ma mi sta parendo un lampata. Ah, mammellata! Mi piace, mammellata, mi piace. Aspetta, comare. Bella, mammellata, bella. Bella. Mi piace, mammellata, picchia mammellata, mi piace. Sciado, deve vita, sciado. Direttamente là su valore, tu, la paura. Così. Sciatuzzo da bio in ciampuzzo. Sciato nico, innamoro io t'ambito. Oh, da dove esci? Comare, vieni qua. Ma che c'è, comare, vieni qua. Che c'è, che m'ha detto, comare? Senti, comare, io non faccio buono se te l'hai contare sto fatto. Che fu, comare? Contami tutto quello che vuoi, comare. Comare, senti, mi sta parendo esagitata. Che c'è, comare, che c'è? Senti, Senti. Donia, mi dica i bonammi e donanni girano casa a casa. Sì, si va da Gioscia. Comare, secondo me, tu ti insonnasti qualche cosa. No, vi dica io che mi occhi, Donia. E allora facciamo... Vediamo Comare, non ci credo, comare. Sì, Comare, sì, c'è credere. ora io ti piglio un bello bicchiere d'acqua fresca e carne fresca tutta pare. Senti, la sta sul bicchiere di acqua. Ah, perché, comare? Ti vedi che c'è credere. C'è credere bicchiere io. Ma che Sogno da nonno Cosimo! Donietta! Aiuto! Basta stare sta casa! Arrovinasti sti colosi! E magari che se nostra nipote ti mangiamo seguito! Facesti un doppio gioco! Ida! Comare, non sbighite! Donietta! Filippo! Mi sta buttando! Comare! Filippo! Aiuto! Ma chi è? Chi è? Che sta succedendo? Che volete? Voi spiriti! Le spente solo che vogliono! Non volevo gatto solo! Ha diventato troppo camoriosa! Capricciosa! E perucciosa! Ma che cosa esiste tu? Aiuto! Donietta! Ora ti facevo assassinza! Assassinza no! È grassa! Disgraziato! Donietta! Non mi buttare! Donietta! Ti prego, non vedo più! Giuraccino! Giuro sopra me ne puti! Peggio! Non mi stai sentendo buona! Bravi! Non credo che mossi. A quale mosse, magari Dio. Da posto, grazie. Mi dai da pane. Ah, finisti di fare a zicca.
che davanti si scapazzasse adesso una mattazione. Signoratina, perché sei svenuta? Come basta dormire? Ah, per fortuna che sono tutti carommo, perché sono un amoruto. Non lei aveva questi soldi per cittabuti, No, venute. Puh! Niente, no, niente. Mamma! 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 Non si muove, non respira! Ma chi ne respira che se ci muovono i pilaronasu, ne respira. E che tu la sai chiamare? A mammitta! A rusbicchiti! A mammitta! Lo stai vedendo? A mammitta! Io ho un motorino! Dati a mamma. Sì. Dati, e che ti dai questi capelli? Sì, vedi che hai capito? Assomiglia che con marito, assomiglia. Certo. Non è che ora resta babba! È buono fosse se restassi babba, così aiutiamo direttamente. Susemola, va. Susemola. Ah, mamma! Madre mia! Quanto pisa! E non mangia niente. Forza, sittiamola! Aspettati, mamma! Andate buona! Andate buona! Mamma. Mamma, che c'è? Mamma. Non mi buttate a mia casa che ci sono i spinti. No, guarda! Io lo sento! E arriva Matteo. Non mi buttate a mia casa che hai visto i spinti. E spinti carono! Cadi, eri celuto, Calmiti, che mi pare un po' agitato, Ci parlo io. Mamma! Gioia. Vedi che spiriti! Erano qua, a mia casa! Erano i fantasmi dei donanni! Un anno cosce! E la Caterina? Idie! Carono? Sì, a mia casa! A Sassizza! Sì, un figlio, mi devo girare a casa! Giusto. Sì, oh papà, mi chiedo papà! Sì, ora mi chiamo papà. Isabella, arrivate. Vieni, portate la casa. Date tutti, non mi date. Sono un uomo libero, sono libero. Un uomo libero sono, un uomo libero. Che? Oh papà! Oh papà, non basta dormire con tutti i gocci, una casa non spicchia e ci ne vuole. Vieni, amore. Oh, che bello! A pensavo stavo Sti da capotto! A posto, bravo, contentissimo, bravo! Ah, vedi che c'è a fare un rialone per che non ci diremo. però tu non fare l'ultimo rialo a mia, Perché era Babbo Natale? Figlio papà, per cortesia, e ho compagna a casa, va, perché, certo, io sono un vignato, hai un poco tarezzato di fare. Ho capito. E ora è una parola. Come si fa? E tocchiamo. Ci vado, ci vado! C'è uno, batti, premo, uno. Via, aspetta. Senti, ora c'è una da mandare a mangiare un porco! Che bello! Finalmente soli!